Con Paolo Bellini, uno dei più importanti imprenditori nel settore immobiliare, che salutiamo e facciamo la domanda di rito. Buongiorno Paolo, come va? Buongiorno, siamo qui a casa, va bene anche se siamo collegati al mondo. Ecco, la domanda è questa. Il settore immobiliare era già un settore in crisi prima del coronavirus e quindi come sono le prospettive dal suo punto di vista? Sì, allora, in effetti il mercato, se lo guardiamo a livello nazionale, aveva dato segni di una piccola ripresa, non per niente i mercati Milano, Roma e la Lombardia trascinavano questa ripresa. Il mercato invece polesano, quello di Rovigo, era comunque sempre allo stallo, fermo. Ora cosa ci incontriamo? Ora troviamo con il coronavirus l'impossibilità di fare le visite e gli incontri d'affari che sono necessari per promuovere e vendere le case. Quindi noi siamo in una fase di grande attesa dove tutti noi siamo bloccati a casa, abbiamo affinato il tiro dei collegamenti online con tutti i sistemi online, il mercato è anch'esso in attesa, non per niente come posso dire, ancora un attimo di garanzia. Ecco, voglio chiedere, in caso di ripresa i prezzi dovrebbero alzarsi o abbassarsi? Allora, qui si entra nelle logiche economiche, no? Ecco, volevo dire, garanzia è questo, partiamo da questo concetto. Abbiamo visto che il coronavirus subito in borsa ha fatto un tracollo. I beni preziosi, il petrolio e via di seguito sono calati di colpo, gli immobili invece sono in stand-by. Quindi vorrei rafforzare intanto la qualità di bene rifugio. Ora l'immobile viene fuori come un investimento che difficilmente vede tracolli immediati. Però già alcuni esperti stanno dicendo che i prezzi caleranno del 20-30% dovuti al fatto di impossibilità di una sorta di mercato vero in movimento. Oggi è un mercato fermo, statico, però mi creda Maggi, bisogna un attimo attendere maggio. Il mese di maggio è il mese che ci fa capire come funzioneranno le cose. Perfetto, io la ringrazio, grazie dell'analisi, come sempre chiara e precisa, e al dottor Paolo Bellini complimenti naturalmente per tutto quello che ha fatto, che sta facendo per il settore immobiliare, e la saluto e ci ritroveremo subito dopo questa emergenza. Grazie ancora. A disposizione, grazie Maggi e complimenti per la sua attività. Arrivederci.